durante questo periodo di emergenza si lavora in maniera diversa rispetto a prima, bisogna tenere il distanziamento sociale, ci sono delle nuove norme igieniche da rispettare, come disinfettare le mani, la tastiera, telefono. è più difficile lavorare per la mascherina, mi sento a tratti molto impacciata. È cambiato il rapporto interpersonale tra colleghi, non c'è più quel confronto vis-à-vis che si poteva avere prima. E mi sento di lavorare in sicurezza anche se si fatica ad abituarsi alla situazione. Però tutto è necessario per salvaguardare la società e anche noi stessi. Anche il rapporto interpersonale con le persone è cambiato, perché ovviamente bisogna seguire sempre questi criteri che l'emergenza Covid ha dettato. Prima di tutto ovviamente il distanziamento sociale che dobbiamo mantenere, che siamo costretti a mantenere, ed è giusto che sia così, ma si lavora sereni come prima, basta solo usare un po' di precauzioni. I nostri incaricati che vanno in giro in strada sono sicuramente più preoccupati di noi che fortunatamente siamo in ufficio e siamo più tranquilli, quindi questo ovviamente comporta delle conseguenze di pericolo che si instaurano nella mente delle persone, però piano piano si va avanti con mascherine e tutti i dispositivi di protezione per contrastare questa brutta malattia. Per il nostro lavoro prima si faceva molto più veloce andando dai miei clienti per fare il servizio. Adesso che per il fatto del Covid ogni posto che vado devo essere molto attento a tutta la sicurezza che abbiamo noi. Il Covid-19 per noi è stato un momento di grande paura nella nostra azienda, ma ce l'abbiamo fatta. Tutti i dipendenti dell'azienda sono stati bravi, abbiamo seguito le regole alla lettera e quindi l'azienda non si è mai fermata, e quindi sono felice che tutti i nostri dipendenti e i nostri collaboratori si siano adoperati a far sì che potessimo svolgere i nostri servizi essenziali in questo momento per la comunità e per il nostro paese. Con INSO i clienti non si sentiranno mai soli.